dei piani di studio. Dal 2010 parte il restyling del sistema liceale italiano. I 396 indirizzi sperimentali, i 51 progetti assistiti dal MIUR e le tantissime sperimentazioni sono ricondotte in 6 licei. Artistico, articolato in 3 indirizzi: arti figurative, architettura, design, ambiente, audiovisivo, multimedia, scenografia. Classico, scientifico, con l'opzione scientifico-tecnologica, linguistico. E poi le 2 novità, il liceo musicale e coreutico e il liceo delle scienze umane con l'opzione economico-sociale. Per tutti, valorizzazione della lingua latina, obbligatoria nel liceo classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane, come opzione negli altri licei. Più matematica, fisica e scienze, più lingue straniere con insegnamento nel 5º anno di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Novità anche sugli orari. 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 nel secondo biennio e nel 5º anno, ad eccezione del classico che prevede 31 ore negli ultimi 3 anni, dell'artistico e del musicale coreutico che possono arrivare rispettivamente a 35 e 32. E con la nuova organizzazione, maggiore autonomia scolastica, più flessibilità negli orari e la possibilità di insegnamenti opzionali, un rapporto più forte col mondo del lavoro e dell'università attraverso alternanza scuola-lavoro, stage o in collegamento con il mondo dell'alta formazione. Nuove articolazioni del collegio dei docenti con i dipartimenti disciplinari e i comitati scientifici. Tra le novità che abbiamo sentito nella scheda, il liceo musicale e coreutico e il liceo delle scienze umane. Brevemente, Max Bruschi. Beh, il liceo musicale e coreutico risponde a una domanda di eccellenza. Noi in questo momento abbiamo le scuole medie a indirizzo musicale, abbiamo i conservatori che si sono trasformati in istituzioni di alta formazione, c'è un buco nel mezzo. Si tratterà sicuramente di percorsi che saranno improntati al massimo della qualità. Tanto per intenderci, non è un tipo di liceo dove possano arrivare tutti, ma un tipo di liceo dove devi avere sostanzialmente una predisposizione anche un po' professionalizzante. Chi vuole affrontare il mondo dell'arte è bene che abbia un talento, una vocazione, tanta forza di volontà e non semplicemente essere spinto così dall'entusiasmo. Scienze umane. Scienze umane è una scommessa, assieme alla sua opzione economico-sociale è un rifacimento di alcune vecchie sperimentazioni. Il liceo delle scienze umane deriva dall'istituto magistrale, che è quello che ha diplomato tante eccellenti maestre, nel corso del tempo si è venuto trasformando, abbiamo voluto dargli una nuova impronta destinata maggiormente agli studi sociologici. Per quanto riguarda invece la sua opzione, anche qui in Italia manca un liceo economico che, senza nulla togliere ai percorsi dell'istruzione tecnica professionale, possa occhieggiare un po' la Francia, che ha questa sorta di fiore all'occhiello che vorremmo per una volta avere anche noi in Italia, anche perché va bene copiare il meglio dall'estero, tanto il campionato di calcio l'abbiamo vinto noi. Si partiva da 396 indirizzi, alla fine avete ridotto il tutto in 6 licei. Questo che cosa significa? Che non è un po' un passo indietro, c'era un'articolazione così meravigliosa nel frattempo in Italia, adesso una stretta e una stretta che corrisponde alla stretta che è stata fatta o che è sempre stata nei migliori sistemi scolastici. Uno dei problemi più grossi era avere licei a 36, 37, 38 ore con quadri con 17 o 18 materie. Questo cosa portava? Portava a non avere più tempo per i ragazzi di studiare. Dobbiamo dircelo, erano quadri orari fatti più per un malinteso senso di modernità, più basati sulle classi di concorso che sulle necessità degli studenti, anche perché a fronte di questi orari così lunghi, a fronte di questo numero di materie, dall'altra parte abbiamo le università attraverso le prove d'accesso che ci dicono che in realtà questi ragazzi sono molto meno preparati. Vorrei sentire il dottor Oliva sulla stessa domanda, cioè una società è sempre più complessa, però in realtà noi semplifichiamo l'istruzione. No, noi non la semplifichiamo affatto. Noi cerchiamo di renderla pertinente alla domanda concreta e mirata del nostro tempo e del mondo del lavoro. Prima, come ha detto molto bene chi mi ha preceduto, c'era stata una crescita
di materie che si aggiungevano, di ore che si aggiungevano, che portavano i giovani a dover stare a scuola a sentire delle lezioni per 5-6 ore al giorno. Ora, qua bisogna capirci. Che cosa si può pensare di infliggere a un ragazzo di 15-18 anni? 6-7 ore di lezione al giorno, poi chiedergli di andare a casa a fare i compiti, poi di studiare. Il risultato è sotto agli occhi di tutti. I ragazzi sono molto meno preparati di una volta, le università si lamentano di ricevere dei ragazzi che non sanno scrivere correttamente l'italiano, né esprimersi, né capaci di fare un buon riassunto di un articolo che leggono sul giornale. Allora, tutto questo evidentemente era un sistema drogato, devo dire più per attenzione agli insegnanti, ai posti degli insegnanti, all'aumento del numero degli insegnanti, all'aumento dell'occupazione, che non a un'attenzione alle reali capacità attenzionali che i ragazzi possono avere. Fare un insegnamento, diciamo, al quinto anno di una disciplina, ci diceva lei prima, non la lingua, ma che ne so, storia dell'arte, diceva, in una lingua straniera, senza aumentare le ore di scuola, come avete fatto proprio per seguire quanto detto prima? Beh, è una piegatura, cioè non c'è una nuova materia, ma è una materia che viene insegnata a moduli in lingua straniera. Peraltro è un'esperienza che già in Italia c'è da almeno 20 anni, alcune scuole di eccellenza la fanno. Quello su cui bisogna puntare molto è stare attenti rispetto agli insegnanti che fanno il CLIL, ed è per questo che nel percorso di formazione iniziale degli insegnanti, per poter fare CLIL, abbiamo stabilito un criterio di accesso molto alto, che è il C1 del quadro di riferimento europeo, per impedire che si trasformi in una cosa fatta tanto per alla dire buona, che la facciamo, alla buona, alla Carlone, o come dicono all'estero purtroppo all'italiana. Vorremmo davvero? dire all'estero per una volta che in Italia facciamo meglio. No, facciamo qualche cosa almeno per non farci prendere in giro. Dottor Oliva, una breve battuta sulla riforma Gentile, l'ha citata lei prima, cioè c'è secondo lei un ritorno alla concezione della riforma Gentile o ce ne stiamo staccando? No, non ci stiamo staccando, c'è una continuità con una qualche corretta ribilanciamento tra le materie umanistico-letterarie che restano dominanti peraltro nei licei, come è giusto anche che siano, ma con alcune correzioni. Ad esempio siamo stati per anni con un liceo scientifico che di scientifico aveva prevalentemente il nome, ma che di fatto era un liceo dove le materie umanistiche superavano di gran lunga nel loro insieme le materie scientifiche. Bene, c'è stata una lunga polemica su cosa fare di questa apparente contraddizione. Il risultato è stato di una mediazione che secondo me è anche intelligente, e cioè di mantenere il liceo scientifico come è col latino, che evidentemente non è del tutto coerente alla formazione scientifica, sarebbe meglio avere più matematica, ma a questo problema si è risolto con un nuovo liceo, che è il liceo scientifico tecnologico, che non ha più il latino e ha più materie scientifiche. I cittadini potranno scegliere liberamente se l'uno o l'altro. Fermiamoci qua, dottor Oliva, anche perché questa musica che viene dal passato ci introduce proprio a quello di cui stavamo parlando. Abbiamo parlato di riforma Gentile, guardate un po'. Regio Decreto 6 maggio 1923, numero 1054, capo terzo, dell'istruzione classica. Articolo 39. L'istruzione classica ha per fine di preparare alle università ed agli istituti superiori. È di 2 gradi, di primo grado nei ginnasi, di secondo nei licei. Articolo 40. Il ginnasio è di 5 anni. I primi 3 costituiscono il corso inferiore, gli altri 2 quello superiore. Nel corso inferiore si insegnano lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, una lingua straniera dal secondo anno. Nel corso superiore si insegnano lingua italiana, lingua latina, lingua greca, storia e geografia, matematica, la stessa lingua straniera che nel corso inferiore. Articolo 42. Il liceo è di 3 anni. Vi si insegnano lettere italiane, latine e greche, filosofia, storia ed economia politica.
matematica e fisica, scienze naturali,